Raccontare ogni anno per 40 anni l'agricoltura in montagna, e questo è il nastro tagliato dal presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellatti, con Agrimont, la fiera che vede presenti quasi 280 aziende del primario, di cui moltissime trevigiane. Per Longarone Agrimont sicuramente rappresenta un po' di storia di Longarone Fiere ed è una delle più importanti manifestazioni dopo la mostra del gelato e Arredamont. Spazi esauriti da tempo, segno di grande attività e di grande interesse per l'imprenditoria della terra, e non solo dal Veneto, viste le presenze da 14 regioni italiane e da 13 paesi esteri. Questa è l'unica vera fiera d'Italia di montagna, è molto particolare e su questo noi ci distinguiamo. Non siamo in concorrenza con fiere di pianura perché noi ci occupiamo della montagna, in questo caso dell'agricoltura, zootecnia di montagna. Montagna veneta che anche da qui, a distanza di 5 mesi, non dimentica la tempesta Vaia. Sono arrivati e arriveranno finanziamenti importanti anche per il ripristino dei boschi, quindi ci sarà molto da lavorare da queste parti. Evento che in parte ha contribuito allo spopolamento delle valli. Per questo la montagna ha bisogno di una nuova visione politica sia nazionale che comunitaria. Noi vogliamo partecipare con la nostra fiera a questa pressione che dobbiamo fare sulle autorità pubbliche sia nazionali che europee affinché l'agricoltura di montagna sia riconosciuta, ci siano esenzioni fiscali, aiuti, perché solo così si attirano i giovani e si evita lo spopolamento. E questo è uno dei temi della serie di incontri programmati in questi giorni e anche per il prossimo fine settimana, e tra questi anche una diversa politica da proporre direttamente ai cittadini. Può fare degli acquisti mirati cercando di portare a tavola i prodotti ottimi di altissima qualità delle nostre bellissime montagne. In questo modo le aziende agricole rimangono sul territorio ed in questo modo possiamo in qualche maniera continuare a poter vedere bellissimi prati e una montagna molto curata.